vaccini anti-influenzali a Milano, ritirata una partita, ma nel Veneto non sono ancora stati distribuiti. Comune contro Save, soprintendenza, in ballo c'è il controllo di Venezia. Nel mese di agosto negli alberghi è andata meglio che nel 2011, bene soprattutto gli hotel 3 stelle. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In primo piano oggi l'allarme per il ritiro di 65.000 vaccini anti-influenzali della ditta Crucel a Milano. I vaccini avrebbero dato risultati inattesi nei test e il Ministero si è affrettato a spiegare però che non ci sono rischi perché l'azienda in questione non è tra le prime fornitrici del vaccino e ha aggiunto che in queste ore al Ministero e all'AIFA si sta affrontando il problema. Nel Veneto in particolare il vaccino di questa azienda Inflexal 5 non era ancora stato distribuito, anche perché la campagna non è ancora partita. Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto e il fabbisogno di questo particolare vaccino nella nostra regione, ha continuato l'assessore, è piuttosto basso, circa 2.300 dosi. Il Ministero inoltre ha chiarito che quando ci sono lotti sospetti si ritira l'intera produzione in misura precauzionale per eliminare i rischi. In Italia vengono utilizzate tra i 10 e i 12 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale. E ora siamo al braccio di ferro tra le istituzioni. Ca' Farsetti a testa bassa per difendere la sua autorità a Venezia. Il Consiglio Comunale è insorto contro la Soprintendenza ai Beni Architettonici che ha autorizzato l'ampliamento dell'Hotel Santa Chiara. La ribellione però giunge un po' in ritardo ed è esplosa sulla scia dello scippo dell'Arsenale. E poi c'è un'altra iniziativa del sindaco contro Save, ne parliamo nel prossimo servizio. Intanto vediamo il servizio sull'Hotel Santa Chiara. L'ampliamento dell'Hotel Santa Chiara in Piazzale Roma riapre la vecchia ferita a Venezia dell'ingerenza degli enti statali sulla città. Dopo l'Arsenale, ora il Consiglio Comunale è ai nervi scoperti e attacca il progetto, anche se in ritardo, dato che la struttura è già in avanzato stato di costruzione. Nel mirino questa volta non c'è il magistrato alle acque come per l'Arsenale, ma la soprintendenza che ha autorizzato la costruzione. L'edificio sorgerà accanto al ponte di Calatrava, sarà rivestito di formelle veneziane e avrà un notevole impatto visivo sulla porta della città. La Commissione Urbanistica ha chiesto una relazione a Renata Codello, soprintendente per i beni architettonici di Venezia, e lei l'ha negata, scrivendo che non intende in sintesi rendere conto a Ca' Farsetti degli atti del suo ufficio. La questione ha unito gli schieramenti opposti in Consiglio Comunale, PDL, Lega e Rifondazione. Tutti hanno parlato di una città sotto scacco degli enti governativi e di una città esautorata sulle decisioni importanti. Una frustrazione che si aggiunge a frustrazione dopo quello che hanno chiamato lo scippo dell'Arsenale, e la ribellione sta montando. Non si allenta nemmeno il braccio di ferro tra Enrico Marchi e della Save, che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Tessera, e il sindaco Giorgio Orsoni, che ora vuole intervenire nel contratto di programma di Save e ha diffidato l'ENAC a stipularlo senza il parere del comune. È gelo tra Save e Comune di Venezia. Il sindaco Giorgio Orsoni ha diffidato l'ENAC dal rinnovare il contratto di programma con Save, ossia ha chiesto che non vengano concessi gli aumenti delle tariffe chiesti da anni dalla Save e reclamati con una protesta plateale il 22 maggio scorso, manifestazione che peraltro mandò in tilt lo scalo di Tessera. Orsoni aveva annunciato battaglia il giorno dopo l'infocata assemblea straordinaria dei soci Save del 3 ottobre scorso, durante la quale Comune e Provincia si sono rifiutati di vendere le azioni a Save e da allora i rapporti istituzionali si sono guastati. Da Ca' Farsetti sono partite 2 lettere con le quali il sindaco di Venezia chiede di avere copia del contratto di programma con la Save all'esame in queste settimane e diffida a non stipulare quel contratto senza prima averlo trasmesso al Comune di Venezia e senza prima aver ricevuto le sue osservazioni. Il primo cittadino veneziano nella missiva ricorda che per legge è preposto anche alla tutela ambientale e questo darebbe diritto al comune di intervenire sul contratto. Dopo gli scontri verbali avvenuti il 3 ottobre tra Marchi, Orsoni e Zaccariotto, il sindaco ha chiesto che ENAC intervenisse per valutare l'idoneità a condurre una società così importante da parte di chi non nutre alcun minimo rispetto per le istituzioni. E nei giorni scorsi, in cui si è saputo dello scippo in atto dell'Arsenale, Orsoni ha ribadito la sua posizione sui gruppi privati che gestiscono la cosa pubblica. Credo che si debba fortemente riflettere se l'inserimento dei concessionari nella gestione di funzioni pubbliche, negli interessi pubblici, non comporti anche delle deviazioni.
delle possibili deviazioni per ovviamente il peso che il privato con i propri interessi esercita nella corretta gestione della funzione pubblica. Enrico Marchi il 3 ottobre rispose al sindaco che ENAC aveva più volte citato Venezia come l'esempio del migliore aeroporto italiano. E c'è una buona notizia sul fronte del turismo alberghiero. Nel mese di agosto a Venezia gli alberghi hanno registrato un aumento del fatturato rispetto al 2011. Lo dice l'Osservatorio sulla ricettività degli alberghi di Venezia dell'AVA, l'associazione albergatori veneziana. La buona performance fa di agosto un mese d'oro, anche se si tratta dell'unico mese dell'anno che ha registrato un miglioramento rispetto allo scorso anno. Hanno registrato i migliori risultati gli hotel a 3 stelle, mentre sono rimasti stabili gli hotel a 4 e 5 stelle. E ora la cronaca nera, la polizia tributaria di Venezia è riuscita a riportare in Italia 75 milioni di euro di ricavi ottenuti nel nostro paese che ora saranno sottoposti a tassazione e che erano finiti in Romania. Si tratta di un avanzamento dell'indagine che ha posto sotto inchiesta una società romena a Venezia e a Cagliari per condotte illecite nella partecipazione a gare d'appalto delle USL anche venete per assicurare le aziende in casi di malasanità e di cause civili. La società, secondo quanto hanno appurato i finanzieri, di Romeno aveva soltanto la sede legale. Si è avvalsa di broker italiane, tutte con sedi in varie città della Campania e riconducibili ad un soggetto italiano che ne coordinava le attività organizzandone mezzi e dipendenti. La compagnia assicurativa è risultata legata ad ambienti camorristici. In particolare la Regione Veneto aveva stipulato un contratto di assicurazione proprio con questa azienda che è risultata priva della copertura finanziaria sufficiente per affrontare un simile impegno con le strutture sanitarie della Regione. E ancora la cronaca nera, a Musile di Piave un cittadino albanese è riuscito a fermare con l'aiuto dei carabinieri un ladro mentre stava uscendo dal suo garage. Stava rientrando e il blocco fortuito del cancelletto lo ha costretto a girare attorno alla casa, a scavalcare la recinzione e ad entrare nel giardino, dove ha notato che davanti al garage c'era una borsa con attrezzi da scasso. Ha chiamato i carabinieri e nel frattempo ha cercato di trattenere il ladro che stava uscendo dal garage e i militari ne hanno impedito la fuga. Il malvivente è stato condannato a 6 mesi di reclusione. E ammontano a oltre 10 milioni di euro i danni causati dalla siccità, stimati e risarcibili grazie all'impegno dei consorzi di difesa del Veneto. A beneficiarne saranno circa 44.000 aziende venete e a Venezia saranno erogati 300.000 euro. E continuiamo con le notizie dalla provincia di Venezia, parliamo di paleontologia e antichi misteri, ma anche di nuovi posti letto. Si amplia la riabilitazione dell'ospedale di Jesolo. Sono stati attivati 8 posti letto per la lungodegenza che vanno così ad integrare gli altri 18 già presenti. Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa passa dunque a 26 posti letto, un potenziamento che però da solo non basta a fugare i timori sul futuro del nosocomio jesolano. Labirinto ducale a Quarto d'Altino, il libro che propone un insolito viaggio nelle stanze dei dogi, sarà presentato in municipio la sera del 24 ottobre. Ci saranno l'autore, lo storico e scrittore Federico Moro e Mark Smith, il fotografo che con i suoi scatti in bianco e nero evoca un passato pieno di misteri. Paleontologia al centro commerciale. Il Vale Center di Marcon ospiterà fino al 4 novembre Vivi e vinci l'era glaciale, una mostra evento che offre 7 ricostruzioni scientifiche, iperrealistiche e a grandezza naturale, degli animali visibili anche nel film d'animazione L'era glaciale 4, Continenti alla deriva. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, in primo piano il tema del lavoro. Disabili e lavoro. La provincia di Treviso ha stanziato 240.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori diversamente abili. Il fondo stanziato consente di finanziare il 30% del costo del lavoro sostenuto dalle aziende. Gli incentivi sono stati distribuiti complessivamente a 49 ditte del territorio.
Tra poco si potrà pattinare sul ghiaccio in Piazza Castello ad Oderzo. La pista avrà una dimensione di 14 metri per 26, sarà coperta e funzionerà dal 9 novembre fino al 27 gennaio. Ci saranno biglietti agevolati per le scuole opitergine, così durante le vacanze gli studenti avranno un passatempo nuovo al quale dedicarsi. Un concorso fotografico dedicato alle pannocchie. L'idea è della società operaia di mutuo soccorso di Crocetta del Montello, che in questo modo intende aprire una finestra diversa dal solito sul mondo contadino. Lo scatto migliore sul mais sarà premiato con 500 euro. Le foto devono essere inviate entro il 15 novembre. E andiamo infine in provincia di Padova, dove il tema della sicurezza spinge molti cittadini a mettersi in gioco in prima persona. A grandissima richiesta il servizio dei nonni vigile di Albignasego verrà presto rinnovato. C'è infatti tempo fino al 5 novembre per presentare in municipio la propria candidatura. Possono farlo i pensionati fra i 55 e i 75 anni di età, esenti da condanne penali e con certificato di idoneità fisica attestato dal medico di base. Prodotti a chilometro zero a Ponte San Nicolò, il mercato agricolo con frutta, verdura, carne, latte e formaggi di produzione locale partirà a novembre e si terrà ogni lunedì in una diversa piazza del paese. A decidere il nome del mercatino saranno, tramite un concorso, gli alunni delle scuole. Piove di sacco in fermento per la 21esima festa di Assuca Barucca col Moqueo in Pisà, che si terrà domenica 21 ottobre in piazza e nelle vie del centro. La festa richiama migliaia di visitatori e propone pietanze a base di zucca, una mostra d'arte e una gara d'intaglio riservata ai bambini, appassionati cultori del magico ortaggio. E ora parliamo di telefonini di ultima generazione, smartphone e iPhone, che si moltiplicano i servizi regolarmente a disposizione degli utenti. Ed è il caso di una nuovissima applicazione fornita dalla Banca Carige. Sentiamo di cosa si tratta. Una banca sempre pronta a dare risposte, ma soprattutto a portata di mano nel vero senso della parola, visto che basta un tocco per accedere a svariati servizi. Già, perché oggi con Carige Mobile è possibile entrare comodamente in banca tramite il proprio cellulare. Direttore Antonio Guidolin, che cos'è Carige Mobile? Carige Mobile è il nuovo modo di entrare in banca tramite il cellulare. Dalla metà di agosto, infatti, per tutta la nostra clientela, oltre alla modalità consueta di fare operazioni, quindi in filiale, tramite internet, con il bancomat o con il call center, si aggiunge questa nuova possibilità di operare sui propri conti con il proprio telefonino. Perché Carige ha deciso di investire in questo nuovo canale? Banca Carige, pur mantenendo un modello di servizio incentrato sulla filiale e sulla presenza delle stesse in maniera capillare sul territorio, è attenta alle evoluzioni del mercato e ai bisogni dei propri clienti, che sempre più oggi hanno bisogno di poter accedere al servizio bancario senza vincoli di tempo e di luogo. Ma come funziona Carige Mobile? È molto semplice, chi è già abituato a utilizzare il servizio internet non troverà alcuna differenza. Ci si collega tramite il sito della banca www.carige.it. Una volta entrati, il cliente ha a disposizione tutte le funzionalità che più comunemente utilizza su internet, dalla lista dei movimenti sul proprio conto corrente, le proprie carte, i bonifici e anche alcune funzioni innovative studiate per il canale mobile. Quali sono queste nuove funzioni? Per esempio, qualora si avesse bisogno di un bancomat o di una filiale di Banca Carige, è possibile, ovunque ci si trovi, cercare lo sportello più vicino. Ancora un'altra novità è rappresentata dalla possibilità di gestire tramite una rubrica tutte quelle operazioni come i bonifici, le ricariche dei cellulari che il cliente effettua in via ricorrente senza la necessità di digitare ogni volta le coordinate bancarie. Senta direttore, il servizio è disponibile per qualunque tipo di smartphone?
Fatta esclusione per i telefonini più datati, sì, il servizio è disponibile e testato per tutti i principali smartphone in circolazione. I possessori dell'iPhone invece possono accedere al servizio tramite un'apposita applicazione scaricabile dal sito dell'Apple Store. E veniamo al punto, quanto costa? Ci fa piacere dire che questo servizio aggiuntivo non ha alcun costo e anche i costi delle operazioni sono gli stessi delle operazioni svolte tramite il canale internet, quindi particolarmente convenienti. Senta direttore, oggi siamo sempre molto preoccupati dal problema della sicurezza. Questo nuovo canale è davvero sicuro? Il servizio mobile, così come internet, utilizza i più alti standard di sicurezza disponibili sul mercato. Ogni pagamento o ricarica va autorizzata mediante l'inserimento di un codice che viene trasmesso dalla banca via SMS. Il messaggio, oltre al codice di autorizzazione, contiene anche i dettagli dell'operazione in termini di importo, di beneficiario, in modo che il cliente sappia sempre a chi effettua il pagamento e per che importo. Prime reazioni a questo nuovo servizio? Direi molto positive. Il servizio, come dicevo, è partito ad agosto, a settembre 75.000 clienti hanno fatto l'accesso e di ciò Banca Carige è orgogliosa, perché l'impegno è quello di servire la propria clientela 24 ore su 24 ovunque essa si trovi. La filosofia aziendale di Carige sta insomma rivoluzionando le modalità di rapporto fra banca e cliente. Grazie alle nuove tecnologie, l'accesso ai servizi è sempre più facile e veloce, davvero in sintonia col nostro stile di vita. E ora siamo alle previsioni del tempo, vediamo che cosa ci riserva il meteo nei prossimi 4 giorni. Pressione in aumento, avremo tempo stabile con giornate soleggiate e temperature particolarmente miti. Giovedì 18 ottobre, foschie notturne e poi sereno, valori in rialzo compresi fra i 15 e i 20 gradi, mare calmo o poco mosso. Venerdì 19 ottobre, banchi di nebbia al mattino, poi sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie. Sabato 20 ottobre, sereno o poco nuvoloso con foschie notturne, livelli termici in lieve innalzamento. Domenica 21 ottobre, foschie mattutine, poi sereno e soleggiato, massime in ulteriore salita intorno ai 22 gradi. La marea di giovedì 18 ottobre è sostenuta, la massima alle 12.35 80 cm, la minima alle 19.25 meno 10 cm. Bene, per questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti, grazie soprattutto per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.